benvenuti a un nuovo video dove vado a trattare un altro termine, anzi altri due termini, un verbo e un sostantivo, diciamo, che si diceva un tempo, si scriveva e si diceva un tempo. Quelle in questione, le parole che vado a trattare in questione sono barcar, che il dizionario del Boerio dice viti, dunque verbo, termine antic, con la Q, antic, e vale guardare. Barcar sul fatto, maniera antica, e figurativa, cogliere o correre uno sul fatto, in flagranti. In inglese mi ho scritto catch in the act. In francese prendre sur le fait. Dunque questo è barcar, che vuol dire appunto guardare o osservare, dunque in quel senso lì, insomma, come si dice ancora guardare. Poi che c'è barco, che invece sarebbe termine antico occhio, dice il Boerio. E l'espressione in tu volger de barchi, che il dizionario di Boerio dice in un bacchio baleno, in un batter d'occhio. Mi ho scritto in a flash, in the blink of an eye. In francese en un éclair, en un clin d'œil. Dunque mi pareva interessante, insomma, vedere come si diceva una volta il verbo guardare, anche l'organo che si adopera appunto per guardare, dunque l'occhio umano. E se vedremo al prossimo video, se vi è piaciuto mettete mi piace, continua a seguire, e se vuoi iscrivervi anche mi fa piacere, insomma.